Buongiorno a tutti. Allora, da Pierabek, parcheggio e stabilimento Goccia di Carnia, prendiamo adesso il sentiero che ci porterà su al lago di Bordaglia. Ragazzi, il percorso è meraviglioso, veramente eccezionale. Poi questo ghiaione qua è semplice, bisogna prestare un po' di attenzione, però è spettacolare. Adesso andiamo avanti e vediamo, arriveremo al lago fra poco. Allora, il tratto di percorso che costeggia il lago è eccezionale perché è a circa un 200 metri sopra il lago, quindi avete una veduta di tutta la vallata ed è unica, veramente molto molto bella. Bene, stiamo concludendo il percorso, un percorso che ci ha lasciato letteralmente a bocca aperta perché è veramente molto bello. Dicono che l'escursione al lago di Bordaglia sia una delle escursioni più belle da fare in Friuli Venezia Giulia e noi lo confermiamo assolutamente, ci è piaciuto tantissimo. Con questo il video termina, come sempre vi mandiamo adesso alla carta tabacco in modo tale da illustrarvi in modo dettagliato il giro che noi abbiamo fatto. Piccola parentesi, noi abbiamo fatto questo giro ma lo consigliamo di farlo all'inverso, all'incontrario, perché panoramicamente ci sembrava più bello farlo così. Come sempre vi chiediamo le solite cose, se vi sono piaciuti i nostri video lasciate un like, se avete voglia di seguirci iscrivetevi al canale e via, andiamo alla carta tabacco. Bene, siamo sulla cartina tabacco e adesso vi spieghiamo un attimino quello che abbiamo fatto. Allora, siamo arrivati a Forniavoltri, da Forniavoltri abbiamo preso per Pierabek e abbiamo parcheggiato la macchina subito dopo il parcheggio dello stabilimento d'acqua minerale e Goccia di Carnia. A quel punto noi abbiamo preso il sentiero 140 che ci ha portato fino al bivio con il 142. Dopodiché abbiamo attraversato il Fiumiciattolo e abbiamo intrapreso il 142 fino ad arrivare a Casera Sisanis.
poi abbiamo proseguito fino ad arrivare a Sella Sisanis. Da Sella Sisanis abbiamo continuato col 142A tenendo sulla sinistra la creta di Bordaglia. Poi al bivio siamo invece ritornati indietro, no, per costeggiare il lago di Bordaglia attraverso il suo sentiero naturalistico. Poi siamo di nuovo scesi giù, abbiamo continuato con il 142 e poi abbiamo preso il 141 e piano piano siamo ritornati qui alla macchina. Allora, il sentiero è molto bello, noi l'abbiamo fatto in questo senso, però il consiglio nostro è di farlo all'incontrario, cioè partendo dal 142 e fare questo giro così all'incontrario, perché a noi è sembrato molto più bello e panoramico. Va bene, con questo il video termina e noi vi aspettiamo al prossimo. Un forte abbraccio da Cristina e Gianluca. Ciao ciao!